Siamo con Miguel Viterbo, allenatore dello Bassano. Insomma, la tua squadra aveva una classifica assolutamente bugiarda prima di questa partita, lo si è visto perché ha dimostrato di essere molto solida. Sì, secondo me quello che abbiamo fatto fino adesso, la classifica non rappresenta quello che è la nostra qualità, però è così, siamo lì e dobbiamo lottare, anche se non si gioca bene, come oggi non abbiamo fatto una gran partita, è vero, però abbiamo avuto un carattere, i giocatori hanno avuto un gran carattere, un gran spirito del gruppo e abbiamo portato a casa che era oggi il più importante. Mi è sembrato che la tua squadra però abbia avuto un'ottima lettura della partita, magari ritmi bassi nel primo tempo, nel secondo sì, magari ha rischiato qualcosa, però ha dimostrato alla fine di meritarsi la vittoria, leggendo bene le situazioni, quando attaccare, come abbassare i ritmi, rialzare i ritmi. Il primo tempo non abbiamo fatto bene. Penso nessuna delle due, non passa agli annali come una partita. Non parlo di Monza, su Tommaso sicuramente lo farà. Non abbiamo fatto bene, anche qualcuno dei giocatori non hanno entrato in pista. In secondo tempo, durante l'intervallo in spogliatoio abbiamo parlato, in secondo tempo abbiamo entrato di una forma diversa, anche se non abbiamo fatto una partita come ho detto. Abbiamo avuto anche qualche opportunità anche di fare il 3-1 per finire la partita, però è così, in quel momento che siamo è normale quella ansia, in quel momento lì che si sta. Ok, ringraziamo Miguel.